bentrovati al Notes di Antenna 3. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in scaletta per oggi. Apro la puntata segnalandovi che l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi aspetta numerosi nella giornata di domenica 6 ottobre per l'ormai consueto appuntamento con Autunno in Borgo. Non mancate alla tradizionale mostra mercato dedicata all'artigianato e alla creatività, ai sapori regionali autunnali e al florovivaismo. Tante novità in Borgo Cavour, Via Canova e Via San Liberale. Il 4, 5 e 6 ottobre all'Assise Verona la 39esima Fiera Nazionale di Apicoltura per l'Agricoltura, i Giorni del Miele. La più grande vetrina dei mieli italiani a valenza europea, un'ampia esposizione di mieli, derivati dal miele, attrezzature, materiale apistico, editoria, associazioni apistiche. Su un'area espositiva di ben 2400 metri quadri, apicoltori e aziende di apicoltura presenteranno la migliore produzione di mieli italiani nelle loro diverse specificità. La Proloco di Canaro, in provincia di Rovigo, vi invita invece alla Sagra di Santa Sofia, che si svolgerà dal 4 all'8 ottobre. Tutte le sere spettacoli, mostre ed esposizione, ma anche mercatini e parco divertimenti. Restiamo a Rovigo con la Proloco di Frassinelle Polesine, che vi invita alla Festa dei Nonni la prima domenica di ottobre. Oggi è la festa nazionale cinese. Si commemora l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese avvenuta nel 1949. Per l'occasione vengono organizzate molteplici attività, spettacoli di fuochi d'artificio, poi vengono svolti in diverse città e piazza Tiananmen viene decorata a festa. Oggi la Cina conta più di 1 miliardo e 300 milioni di abitanti ed è la seconda potenza economica per prodotto interno lordo. Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. William Blake. Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, è di antichissima origine ed è anche ricco di spunti storici e culturali. Fratta è famosa infatti per essere stata all'inizio del 1800 teatro dei moti carbonari contro la dominazione austriaca, ma anche per aver dato i suoi natali a Giacomo Matteotti, la cui casa natale è diventata un museo. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!